Euroregione.news. Sapori di Friuli Venezia Giulia torna il tour. Con 42 eventi e oltre 35 produttori locali coinvolti, centinaia di chilometri percorsi e migliaia di persone che hanno partecipato ad oltre 200 degustazioni e show cooking in 10 località toccate in Friuli Venezia Giulia, più una 11ª Klagenfurt in Carinzia, il tour Sapori di Friuli Venezia Giulia, organizzato nel 2024 con un track appositamente attrezzato, si può dire che abbia colto il segno del successo, tanto che il 2025 è l'anno di una sua nuova edizione. A presentarla nel Palazzo della Regione a Udine gli artefici della partnership che ha reso possibile l'iniziativa: Despar Nord, Fondazione Agrifood e Bioeconomy FVG, Promoturismo e Regione. Il connubio è stato avviato nel 2021 all'insegna del marchio regionale Io sono Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di raccontare e valorizzare le filiere agroalimentari regionali, testimoniandone trasparenza, tracciabilità e sostenibilità, come ha voluto sottolineare Pierluigi Sturlese alla presidenza della Fondazione Agrifood e Bioeconomy FVG, giunta al suo 5° anno di attività nella gestione del brand Io sono Friuli Venezia Giulia. Questi progetti di sistema devono essere spiegati e raccontati, soprattutto perché in questo caso, quando si parla del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, si parla di un insieme di valori legati alla sostenibilità, legati all'origine, legata alla tracciabilità della filiera, e quindi è giusto andare a raccontarla, andare a narrarla su tutti i territori della nostra regione, ma anche fuori regione. I risultati di questa operazione, condotta insieme ad Espar e a Promoturismo FVG, hanno dato dei risultati molto importanti, perché hanno permesso proprio di veicolare i valori del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, e ci hanno permesso anche di verificare proprio che operazioni di questo tipo aiutano anche a far entrare nuove imprese nel sistema del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Ricordo che ad oggi sono più di 400 le imprese del settore agroalimentare e altrettante del settore della distribuzione, per quasi 900 imprese e oltre 1200 prodotti marchiati. Sono i numeri del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e operazioni di questo tipo aiutano proprio a veicolare i valori, ma anche a creare un forte interesse da parte delle imprese. Il nuovo tour toccherà 13 località, di cui 8 in Friuli Venezia Giulia, confermando anche Klagenfurt in Carinzia ed estendendo per il resto delle tappe il raggio di azione a Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Il direttore regionale di Despar Nord, Fabrizio Cicero, accompagnato dalla responsabile della comunicazione Tiziana Pituelli, ha ribadito quanto sia continuativo l'impegno del gruppo nell'incentivare con il progetto Sapori del territorio prodotti e filiere agroalimentari locali, con oltre 700 prodotti a scaffale. Il fatto che Despar Nord voglia diventare sempre più ambasciatore del Made in Friuli Venezia Giulia anche attraverso questo nuovo tour è un dato certo. 35 sono stati i produttori che sono saliti sul track, 10 gli chef che hanno cucinato per noi, oltre 1 migliaio le persone che hanno partecipato. Direi che questi sono i numeri di un grande successo. È stata la prima iniziativa, è andata talmente bene che oggi presentiamo anche la seconda iniziativa, che avrà le basi così come la prima, però questa volta usciremo dalla nostra regione, usciremo dalla Friuli Venezia Giulia, andremo anche in Emilia Romagna, andremo anche in Veneto, andremo anche in Trentino Alto Adige per raccontare quali sono le specialità di questa splendida regione. Senta direttore, il fatto che si esca fuori anche dai confini regionali è un suo perché, no? Assolutamente sì, noi dobbiamo essere sempre più bravi a raccontare quali sono le specialità del nostro territorio. Noi siamo molto bravi a fare, a volte un po' meno a raccontare. Noi dobbiamo raccontare quanto siamo bravi, abbiamo delle produzioni eccellenti, delle specialità incredibili, e dobbiamo riuscire a migliorare ancora di più l'attenzione verso la nostra regione. Questo credo sia un sistema per farlo nel modo assolutamente migliore, degustando i nostri prodotti. Il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, ha detto l'assessore regionale Sergio Mediobini, trasporta in Italia e all'estero le filiere agroalimentari, turistiche e culturali, vale a dire il territorio nella sua interezza. Uno dei valori aggiunti che il marchio induce è la collaborazione tra pubblico e privato, come nel caso di questo tour, nel segno della qualità e tipicità di prodotto, ma anche delle competenze nel raccontarlo e promuoverlo. Lavorando in questa prospettiva, necessariamente di lungo termine, ci allontaneremo dalla sudditanza di essere storicamente near Venice.
e i risultati del lavoro svolto a livello internazionale si stanno già raccogliendo. Per esempio, in riferimento alla stagione turistica invernale, l'assessore Bini ha definito i dati raccolti più che positivi, anzi da urlo.